Venezia 1797, oltre la fine di un mondo. Qual è il mondo che è finito? È il mondo della Repubblica di Venezia, ma anche un modo di vivere che è cambiato, perché ancora nel Settecento c'erano delle attitudini di vita veneziana che non c'era in nessun'altra parte del mondo. Non è solo caduta una repubblica, al di là del saccheggio della città, ma è caduto un sistema e paradossalmente nel momento in cui è caduta la repubblica è morto anche Casanova, che rappresentava quell'intimo modo veneziano di vivere, anche gioioso se vogliamo. Il romanzo si sviluppa negli ultimi 5 anni di vita della Repubblica e quindi veramente è la fine di un mondo. Però spazia, è un romanzo quasi anche di viaggio, perché spazia da Venezia a Istanbul e altre regioni. Sì, per me, io sono un marinaio, quindi navigo, ho navigato sempre. Per me l'avventura e quindi il viaggio parte dalla barca sotto casa, da quando ero bambino, da quando ho navigato per i rii della città, prima a Remi, poi sono potuto andare in laguna, ho potuto scoprire dei posti, poi sono arrivato in Dalmazia, in Istria, poi in Grecia. Paradossalmente poi questo romanzo è stato in realtà scritto tutto in Cadore. C'è un capitolo intero dedicato al Cadore, perché il legame tra Venezia e il Cadore, e quindi anche il Cansiglio e tutto quello che forniva materiale ligneo per la città era molto, molto forte. È un romanzo che spazia, abbiamo detto, anche arriva a Costantinopoli, ma ci parla di Verona, ci parla appunto della parte del Piave dove cultavano tutti i legnami, le zattere, il materiale che arrivava in città, quindi è anche sì un romanzo di viaggio, oltre che un romanzo d'avventura essenzialmente. È più un romanzo storico o più un giallo? Ci sono tutti e due questi aspetti, cioè c'è la parte giallo, perché si parte con la morte di una persona eccellente di cui ancora oggi facciamo fatica a spiegare, ma io do delle motivazioni sul romanzo. È un romanzo di avventura perché la mia formazione, quindi Jack London, Conrad, Stevenson, Salgari, è una formazione di questo tipo, e quindi parlo anche molto e descrivo molto l'avventura. E dall'altra parte io non sono uno storico, ma ho un cognome molto importante, soprattutto a Venezia, e che mi ha permesso di ereditare da mio padre, dalla mia famiglia, delle nozioni che io poi ho trasmesso e ho voluto trasmettere in questo romanzo. Sta andando bene, mi pare, il romanzo? Sta andando più che bene, oltre ogni aspettativa, siamo a migliaia e migliaia di copie, io non me l'aspettavo perché non era quello il mio scopo era raccontare una storia che io avevo dentro da quando ero un ragazzo, spiegare al pubblico e al lettore perché è finita una repubblica che aveva più di 1000 anni, più dell'impero romano. Era una repubblica unica nel suo genere, quando in Europa c'erano feudi, contei, imperi, regni, e il modo in cui è successo e soprattutto attraverso alcune ricerche che ho fatto, quali sono stati i protagonisti che hanno reso attiva questa caduta. Io il romanzo l'ho letto, sbaglio, ci siamo lasciati aperta una porta per un seguito. Ma a dire la verità, nel senso che adesso sto iniziando a scrivere sul 600 in realtà, però mi piacerebbe molto, ma vorrei decantare un pochino e farlo magari più avanti con la mente un po' più sgombra, perché adesso sono molto preso, molto pregno di tutto quello che è accaduto e di tutto quello che sta accadendo, perché ci sono tantissime presentazioni, ne parlo tutti i giorni e quindi bisogna decantare un po', ma ci arriveremo, sarà una bella idea.